rosso, e questo devo dire è il momento che più amo. Mi fa piacere che ci sia ancora una piazza piena di gente, piena di villeggianti anche locali. Ricordiamo i nostri fotografi Paolo Stramare e Dino Giuliani. Come fa a scatti, ragazzi? Quanti ne avete fatti? Tanti ma buoni. Troppi ma buoni. Bene, questa giuria devo dirvi che è l'ultima votazione, sempre da 1 al 10, e qui devo dire che le Miss si giocano il tutto per tutto. Abbiamo detto che abbiamo dato un tema alla serata e il tema di questa sera, l'avete capito dai nostri balletti, è 007. Quindi le nostre Miss cercheranno, chi a proprio modo, chi con un abito, chi con la creatività, con il tema, di fare le Bond Girl della situazione. Quindi andiamo a votare quella che è la creatività e il coraggio delle nostre ragazze. Giurati, siete pronti? Penna alla mano, 3, 2, 1 e presentiamo la prima Miss in gara, Erika Tuzzato, 15 anni, di Mira.
Numero 12, Francesca Barbato. Numero 13, Sara Micharoni di Mestre. Numero 14, Alice Bella. Vestite le nostre Vogue Girl. Giurati, abbiamo fatto la somma dei voti. Vice sindaco Marco, come va? Fate la somma delle 3 votazioni, perché chiamerei la nostra Miss in carica Federica Drusso, la potete vedere così anche da vicino, quanto è bella e quanto splende, e raccoglierà le vostre cartelline con i voti, perché la gara di questa sera si è conclusa, quindi facciamo un caloroso applauso a tutte le partecipanti, perché a voi sembrerà semplice, però vorrei sfidare qualcuno di voi a stare qui sul palco, sfilare avanti e indietro con 3000 persone che ti guardano, non è semplice, quindi un applauso davvero alle nostre Miss concorrenti, sia quelle che passano a quelle che hanno sfilato per la prima volta, perché ci vuole davvero tanto coraggio, non è semplice. Facciamo un po' di Toto Miss? Andiamo nella curva sinistra. Toto Miss, ragazzi, popolo di Sottomarina a me. Numero 1, 5, 10 o 5, 5, 1, 4, 2 o 11, non si capisce, 11, 10, 7, andiamo nel centro, numero di qua, 12, 22, ok, ho vinto io allora, di qua numero 7, 11, 3, 2, 8, 13, di qua, 1, 10, 3, poi 6, 3, ragazzi, se qualcuno gioca all'otto questo è il momento giusto, prendete carta e penna perché domani c'è una bella cinquina su Venezia, no è sabato, escono i numeri al sabato, sì, sì, guarda qua, i giocatori, allora quanti numeri le servono? 5, qui la gara ormai è finita, se la sono giocata tutta, ora sono rilassate e si vogliono godere questo pubblico, quindi chiamiamo le nostre concorrenti.
ragazze, complimenti, foto di rito per i fotografi. Ricordiamo che i fotografi di questa sera, ufficiali Paolo Stranare e Dino Giuliani. Ringraziamo anche Fabio Gottardo, il vincitore dell'edizione 2016. Ragazze, 5 di voi staccheranno il biglietto per la finale. Le altre non perdete la speranza, perché andando sul sito www.missvenice.it votate la vostra Miss preferita e la Miss più votata, che non ha ancora il biglietto per la finale, andrà direttamente in finale. Per di più c'è anche un'altra opportunità per le nostre concorrenti. Tutte quelle che si sono iscritte al concorso, quelle che hanno partecipato, possono fare un video simpatico, carino, di presentazione, pubblicatelo sulla vostra pagina social, Facebook, Instagram o quella che volete, con l'hashtag Miss Venice e Radio Stereo Città. La direzione artistica di Radio Stereo Città e Miss Venice sceglierà la propria Miss che lavorerà poi per l'anno successivo con loro, quindi insomma è anche un'opportunità di arrivare in finale, ma anche di lavoro. Quindi aspettiamo i vostri video. Ragazze, siete un po'... Ci avete un po' di strizza? Avete già secondo voi, dentro il vostro cuore, com'è andata? Com'è andata? Bene, ridono, alcune ridono, altre non si sa. Ma chiamiamo il vice sindaco. Marco non è solo vice sindaco, perché hai un sacco di cariche, Marco Veronese. Polizia locale, protezione civile, sicurezza ambiente, portualità, demanio, demanio turistico. Insomma, troppe. Sto esplodendo. Un uomo da 10 e lode. Una nuova amministrazione arrivata quest'anno, proprio nella serata in cui noi abbiamo aperto la seconda selezione qui a Sottomarina il 7 di luglio dello scorso anno, e state lavorando davvero molto bene. Se mi permetti, volevo fare i saluti di cuore all'assessore al turismo Angela Deste, che purtroppo non sta bene e quindi non è potuta venire qui con noi questa sera, ma Angela, sei nel nostro cuore, grazie. Un bacio ad Angela. Grazie, perché è davvero una ragazza instancabile e ci ha permesso di fare tutto questo. Marco, salutiamo la nostra città. Intanto buonasera a tutti. Vi porto i saluti dell'amministrazione e che anche quest'anno ha creduto fortemente a Venice Beach, un'importante manifestazione. Ci siamo. Ci siamo. Sei bravissima. Grazie. Grazie. Marco, io devo dire che quest'anno in questo signore qui, Marco Donali, presidente della Proloco, ho trovato non un braccio destro, ma anche un braccio sinistro. Due, che si occupa davvero da sempre, da anni, del presidente della Proloco di Chioggia e di Sottomarina, e realizza tantissimi eventi, quindi sul campo, sul territorio, si prodiga per tutti voi, per farvi divertire durante l'estate, per darvi qualcosa sempre di nuovo e di interessante. Quindi grazie alle persone come te. Grazie a tutti. Grazie a te Elisa innanzitutto per essere venuta qui, per aver portato questo bellissimo spettacolo. La piazza, io non vedo la fine della gente, no, perché è presumo che sia effettivamente piena, per cui il merito è suo, fondamentalmente suo, e darei un bel applauso per Elisa, perché senza di lei tutto questo non sarebbe successo. Un in bocca al lupo alle ragazze e vediamo alla fine. Grazie Marco, pensa che quest'anno sono anche orgogliosa perché dopo 7 anni riceviamo un premio importante, omaggiato, regalato dai Lidi di Chioggia. C'è Francesca Pinelli come referente dei Lidi. Francesca, ti diamo una mano. Grazie, ce la fai? Sì. Vieni. Allora, noi del consorzio volevamo omaggiarti. Grazie. Il tuo bellissimo evento che fai tutte le estati qui, e noi siamo veramente orgogliosi di questo evento. Grazie. E soprattutto tu, vogliamo ringraziare te come Elisa, perché sei bravissima. Quindi il consorzio... Mi diverto. E volevo anche ringraziare, se mi permetti, i turisti che sono sì, presenti. certo, il pubblico è il nostro sogno, è il nostro cuore, perché senza di voi che riempite le spiagge del litorale veneto, quindi da Bibione fino al delta del Po, passando per Sottomarina, per Jesolo, Cavallino, insomma ogni estate è davvero un piacere essere presente. Quindi volevamo omaggiarti. Grazie mille. La nostra imbarcazione tipica di Chioggia, ovvero il Barcotto. Grazie mille. Eccola qua. Grazie Facciamo per tutto. una foto insieme. Grazie.
Devo dire che anche quest'anno abbiamo sempre nel nostro concorso, Francesca te la cedo nuovamente, e sono orgogliosa perché nel nostro concorso noi cerchiamo di premiare sempre il Made in Italy, che è una cosa importante, perché lo invidiano davvero in tutto il mondo. È per questo che vorrei fare un passo avanti ai partner del nostro concorso, quindi a Marco Biziato, titolare di Stema, Marco Fiore, titolare di Mima, e Nicola Mattiazzo, titolare di Buggy. Venite ragazzi, vieni Marco. Il vero Made in Italy ce l'abbiamo qua: costumi da bagno, t-shirt, abbigliamento, uniche originali borse bag. Insomma, loro sono anche un po' timidi, però abbiamo un prodotto e dobbiamo essere forti e tenere testa alta, perché l'Italia la invidiano in tutto il mondo e noi siamo il portavoce con i nostri prodotti del nostro bellissimo paese. Quindi forza il Made in Italy, forza italiani, sempre di più. Federica è arrivata, grazie ragazzi, state sempre qui, mettetevi dietro alle bellissime Miss, che dita tutte è anche un bel vedere. E adesso proseguiamo con la busta, la fatidica busta. Allora, il Toto Miss l'abbiamo fatto, abbiamo sparato tutti i numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ma solo 5 passano il turno. Quindi Federica, no, è già andata, allora la busta la tengo io, qua ho troppe cose, cartellina, busta, mettiamoci qua. Allora, la apro, siete curiosi di sapere chi ha vinto? Io ho visto chi ha vinto, però prima andiamo con le altre 4, Allora, quinta classificata con la fascia Miss Mima premia Marco Fiore. Vieni Marco, lascia pure lì la borsa, la prendiamo più tardi. Vieni Marco. Grazie. Marco è una new entry di quest'anno e sono davvero contenta di avervi con noi, di avervi conosciuto, perché i vostri capi, i vostri t-shirt sono davvero esclusivi e originali e mi fa davvero piacere. Questa è la mia seconda partecipazione e farai anche la terza, la quarta, la quinta, la sesta, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff che è qui con noi della Mima. Grazie alle ragazze che hanno organizzato tutto l'abbigliamento per stasera, siete state bravissime. Bravi, perché è vero, dietro alle quinte noi siamo davanti, ma dietro alle quinte c'è tantissima gente molto, sì, che lavora. molto, sì, quindi prendi la tua fascia Marco, vieni qui, dammi il microfono, vieni qui con me, lo reggo io per te, con 134 punti si classifica Miss Mima, Miss Venice Beach 2017, la numero 3, Ilaria Bernardi! Stacchi anche tu il biglietto per la finale, complimenti! Per te il costume Paradise Beachwear, l'abbigliamento Mima, una corsetta Betty e la sfilata della passerella. Ringraziamo il presidente del mercato ortofrutticolo Giuseppe Foscolo Palo qua in prima fila, grazie Giuseppe di essere qui con noi. In foto di rito, eccoci qui tutti assieme. Ottimo, grazie Marco, ci vediamo più tardi. Grazie al nostro valletto che ha portato la cesta. Ilaria, questa è la tua cesta offerta dal mercato ortofrutticolo di Chioggia, prodotti genuini. Proseguiamo con la quarta classificata. Devo dire che la quarta classificata ha avuto solo un punto in più, quindi 135. Marco, vieni a premiare la fascia di Miss Coraia. Eccoci qua, per lei una fornitura di prodotti Coraia, questa è la fascia del nostro partner, una cesta anche per lei di prodotti. Lo leggiamo subito, andiamo veloci con 135 punti. Pizzato Eric. La numero 1! Vieni Erika, ben arrivata, anche per te il biglietto della finale.
podio. Terza postazione, Marco, vieni, lascia pure lì la borsetta. Tutti marchi questa sera, tutti marchi. È arrivato il momento della tua fascia. Il terzo Marco. Marco è con noi, devo dire, da sempre, da quando abbiamo iniziato a fare il concorso. Marco è sempre stato con noi, ha sempre vestito con i suoi bikini le nostre concorrenti, quindi di strada ne abbiamo fatta, Marco, abbiamo evoluto davvero in diversi colori, modelli. Poi avremo ancora altri 30 punti vendita in Ecco, Italia. diciamolo, 30 punti vendita in Italia, insomma. Bene. Sono orgogliosa di sentirtelo dire. Vi ricordo di trovare Marco qui alle nostre spalle, c'è il negozio di Paradise Beachwear. Quindi la consegniamo la terza fascia? Che dici? Sei pronto? Vieni, andiamo un po' più avanti. Qua saliamo di 5 punti. Si classifica terza Miss Venice Beach con la fascia di Miss Paradise Beachwear. 140 punti, la numero 10. Diletta Sperotto! Vieni Diletta, ben arrivata anche a te Marco, fascia la tua miss, per lei il costume Paradise, la fornitura Coraia, addirittura tutto hai, non so neanche se riesci a prendere tutto questo, Mima, Baghi, chi più ne ha più ne metta, metti tutto da una parte e goditi questo momento, facciamo prima una passerella e poi una foto Marco. E qui facciamo una foto, girito così ci portiamo avanti. Suspance. Adesso andiamo alla numero 2, premia titolare vecchi Nicola Mattiazzo. Vieni Nicola. Buonasera. Partner anche te dall'inizio, devo dirti, ormai fai parte di casa. Eccolo qui. Con 3 punti in più, ragazzi, eravate tutte lì, tutte lì. Prendi la tua fascia, gentilmente offerta. Mettiamo, eccola qui, Baghi, una bellissima borsa per la nostra Miss Baghi. Con, vieni, ci leggi, aspetta, non dire la prima. 143 punti, passa il turno, la seconda classificata Miss Baghi Miss Venice Beach 2016, la numero 11. Beatrice Gallan, in finale! Ben arrivata Beatrice! Cavoli, sei più alta di Nicola e devo dire che ce ne vuole, queste ragazze troppo alte, prossima volta niente attacchi. Anche per te la fornitura Coraia, la borsa Berti e i capi Mima. Goditi questo momento, vai Beatrice! Grazie Beatrice e adesso è arrivato il momento della prima classificata. Io chiamerei Luca Bellon, Family Banker Mediolanum. Luca, con noi, anche Mediolanum è con noi da tanti anni. Devo dire che abbiamo davvero il meglio del Made in Italy e abbiamo fatto niente che un po' di meno alle nostre miss anche dei regali particolari perché abbiamo offerto, ormai vi faccio parte della banca anch'io, Vai. un conto corrente per 12 mesi gratuito, valido fino, quindi bisogna aprirlo entro il 31 del 2017. Per di più, esenzione del 100% dei costi di sottoscrizione di investimenti, anche questi validi fino al 2017. Quindi, se la Miss fortunata vincitrice c'ha i miliardi sotto al materasso, ragazze, lo dico a tutte, mettiamoli su Banca Mediolanum che non pagate la banca niente. più solida al mondo. Più solida al in mondo. Italia, in Europa sicuramente siamo messi molto bene e siamo anche una banca locale perché Chioggia c'è E devo dire sempre disponibili, perché io ti chiamo anche tarde ore,
qualsiasi E siamo sempre giorno lì. della settimana e sei sempre Come disponibile. dice Ennio, 24 ore al giorno, 7 su 7. 7 su 7. Complimenti Luca. Allora vieni qui più avanti perché adesso dobbiamo davvero fare il Toto Miss, perché la prima classificata di Miss Venice Beach con fascia Miss Mediolanum è la numero intanto vi dico che ha fatto 144 punti. Devo dire che il numero l'avete detto, il numero l'avete detto ed è un numero tra l'1 e il 14.
quasi tutto pronto, abbiamo appena finito la quinta tappa di selezione a Sottomarina, altre 5 miss volano in finale, insomma mancate solo voi, l'appuntamento è il 10 di settembre al Casino di Venezia. Le 2 miss migliori vi aspettano per eleggere la nuova Miss 2017.